Professore, oggi si è parlato di storytelling, stimolare l'attenzione del cliente attraverso il racconto delle storie. Ecco, qual è il valore di queste storie? Ma il valore oggi si crea attraverso i contenuti che siamo in grado di creare e poi portare ai pubblici. Il problema è che oggi i contenuti sono dappertutto, viviamo in una sorta di content continuum che ci rende tutti un po' rumore di fondo, quindi bisogna assolutamente differenziarsi. Come si fa? Lo storytelling e le tecniche del racconto aiutano a creare differenziazione. Ci sono diverse modalità per cui e con cui costruire un racconto. La modalità più importante e un po' il segreto è che bisogna inserire i racconti dei pubblici a cui ci si rivolge all'interno dei propri racconti e quindi il mio contenuto diventa il contenuto degli altri. Per fare questo bisogna fare un po' di analisi dei pubblici, bisogna capire il momento di vita e i grandi temi esistenziali dei pubblici e inserirli nei propri messaggi chiave. E poi definire quale linea narrativa, quale posizionamento narrativo poter dare ai pubblici stessi. Ce ne sono tanti di posizionamenti, quelli più rilevanti oggi sono il potere, quindi i racconti che portano potere ai pubblici, li potenziano, i racconti di cura, quindi che curano, si prendono cura, prodotti e servizi che danno cura in qualche modo a un pubblico e non sono solo quelli legati al mercato medicale naturalmente, i racconti di valore, quindi marche e brand che prendono posizione su problemi sociali o su questioni sociali e i problemi e le linee narrative di trasformazione e esplorazione, quindi quei racconti che oltre ai fatti portano anche la possibilità di esplorare e trasformare se stessi e gli altri attraverso i propri prodotti, le proprie marche. E com'è possibile costruire una corporate identity per un'azienda? Allora, la corporate identity è uno dei processi fondamentali oggi da mettere in campo perché è l'identità che ci rende distintivi. Ogni identità può essere costruita e si deve costruire e quindi ci vuole un mix di competenze per poter costruire identità di impresa. La cosa più importante è capire bene i propri valori, i valori che sono all'interno della propria identità e poi saperli raccontare all'esterno con anche i comportamenti e con le azioni di business coerenti con i valori. Questo perché? Perché i pubblici, i consumatori, gli stakeholder sono sempre più attenti a questo tema valoriale e un'identità di impresa che non ha valori da portare e soprattutto non è coerente nei comportamenti oggi viene smagata subito e quindi non considerata in una logica di identity naturalmente, che diventa anche un elemento competitivo che nel mercato non considera più il prezzo soltanto come distintività e non si fa più solo la battaglia sul prezzo che sarebbe mortificante per un'impresa, ma anche si fa una battaglia sull'identità migliore, chi è più valoriale, chi è più esplorativo, chi è più in qualche modo vicino al pubblico oggi vince rispetto a chi vende di meno a un prezzo minore, che naturalmente conquista una quota di mercato all'inizio ma poi la perde e distrugge un mercato in quanto tale.